Come i figli, vero? Non voglio fare il sostegno. Io voglio fare un gufo. Ok, prova a mettere le mani qua. Prova a sentire. Cosa senti? È una forma un po' squilibrata. Tutta squilibrata. Invece deve essere questa spinge verso il basso e questa va verso il centro. Spingi verso il basso. Spingi. È andato fuori centro. Tagliati la mano. Guardi. Un inceneritore non è che sia un prestigiatore, quello che noi emettiamo su 100 kg di rifiuti, 30 circa sono di ceneri, più il resto che esce in atmosfera. E quello che si controlla, stabilito per legge, è insignificante rispetto alle emissioni in atmosfera. Il bilancio di un inceneritore sarebbe totalmente in rosso se non fosse finanziato purtroppo da tutti i cittadini d'Italia che pagano gli ex CIP 6 che sono diventati certificati verdi, che li paghiamo nelle bollette perché gli inceneritori in Italia vengono associati come strumenti di energia rinnovabile, pertanto li paghiamo nella bolletta e anche l'inceneritore di Schio, se non avesse certificati verdi, avrebbe un bilancio in negativo di più di 1 milione di euro all'anno. E inoltre bisogna tenere presente che nonostante i certificati verdi, l'inceneritore si fa pagare profumatamente il suo lavoro che fa, inoltre riceve contributi dalla regione e dalla provincia, ciò nonostante è una macchina che spreca totalmente risorse. In questo caso presentiamo una relazione che riguarda la sostenibilità e i rifiuti, in particolare l'approccio alla gestione delle risorse e al loro esaurimento progressivo sul pianeta Terra e quindi ad una gestione dei rifiuti che vede il rifiuto non più come un materiale di scarto ma come un materiale da recuperare e reintegrare nel ciclo di vita del prodotto del consumo. Ciao, sono Alberto, Cooperativa Insieme, partecipiamo a Festa Ambiente per cercare di portare a più persone possibili il nostro concetto, che è il concetto che contraddistingue la cooperativa da 30 anni a questa parte, che è riciclare e riusare. Ci occupiamo dello smaltimento dei rifiuti e cerchiamo di riusare il più possibile i materiali che ci arrivano negli ecocentri e che sgomberiamo. Noi speriamo che il recupero, possa essere anche a livello normativo spinto il più possibile, in quanto volenti o nolenti sarà quello a cui dobbiamo arrivare per cercare di vivere in un mondo più rispettoso e più rispettato. Viaggiatori di tutto il mondo, cioè c'è gente che ospita e ci sono persone che vogliono essere ospitate. Noi viaggiamo, vuoi andare a Parigi, prendi il tuo biglietto aereo, nel frattempo a casa in internet ti cerchi fra i membri di Couchsurfing chi può ospitarti a Parigi. Scrivi una mail e in questa mail ti dichiari quanto tempo vuoi stare, cosa vuoi fare, cosa vuoi vedere a Parigi e chiedi ospitalità a una persona che non conosci ma che ha un profilo nel nostro sito internet, per cui tu fai a tempo a controllarlo, a vedere se questa persona può essere una persona interessante da andare a conoscere, e questa persona ti ospita gratis 1, 2, 3 giorni, ci si mette d'accordo
uno scambio di esperienze e di vita vissuta. Io quando giro racconto dei miei viaggi che ho fatto in tutta Europa e una persona, anche restando a casa, può avere tanti viaggiatori ospiti a casa sua ed avere la possibilità di conoscere il mondo visto con gli occhi di tutte le persone che ospita. Grazie. Vuoi un po' di vino? Allora, noi siamo qua come Assemblea Difesa Scuola Pubblica di Vicenza, che è un comitato che unisce studenti, insegnanti e genitori della provincia di Vicenza. Siamo nati per dare una risposta a questa devastante azione di tagli alla scuola pubblica che è arrivata con l'onda Gelmini dopo la precedente onda Moratti. E siamo qui a Festambiente per appunto denunciare l'entità di quello che accadrà l'anno prossimo alla scuola, perché non si sa purtroppo che l'anno prossimo spariranno 20.000 posti docenti nel paese, in tutto il paese. Questo comporterà un aumento di alunni per classe, comporterà una dequalificazione dell'insegnamento complessivo, comporterà una serie di conseguenze negative e purtroppo però la stampa e i media non danno risalto a queste cose. Sembra che gli insegnanti vogliano fare una lotta corporativa, difendere interessi di parte. Per noi invece quello che è il valore della scuola pubblica, il valore sancito dalla Costituzione, non è un interesse di parte, ma come abbiamo scritto anche nel nostro cartello, la scuola pubblica per noi è un bene comune che tutti devono difendere, tutti i cittadini devono difendere. Per cui siamo qua per denunciare, informare questo che avviene a livello nazionale e in particolare anche una nostra particolarità vicentina, purtroppo triste, ed è da quest'anno che il Provveditorato agli Studi ha attivato un inizio di progetto di gemellaggio con la scuola all'interno della caserma Ederle. Per noi questo non è in contraddizione con i valori educativi che siamo abituati a trasmettere ai nostri studenti all'interno delle nostre scuole, per cui abbiamo avviato una raccolta firme in cui invitiamo i cittadini appunto a dire no, perché per noi quella non può essere considerata una scuola come le altre, è una scuola che è all'interno di una struttura militare, che è qua a Vicenza con precisi compiti e precisi obiettivi che noi non condividiamo, perché noi siamo per l'educazione alla pace, siamo per trasmettere i valori della Costituzione che, ricordiamo, all'articolo 11 stabilisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione dei conflitti. Quindi invitiamo tutti a venire al nostro gazebo a firmare le nostre petizioni. Il 2000 sono state chiuse le discariche, in Regione Campania c'era l'obbligo dei consorzi di consorziarsi. Alla prima proposta fatta dal nostro consorzio, con tutto quello che ne segue in Regione Campania, che spesso è stata alla ribalta nazionale, a una richiesta economica per me inconcepibile, esorbitante, ho deciso come amministrazione di farla direttamente e quindi dopo un mese è nata questa guerra, che poi è stata una guerra anche legale, una battaglia legale. Io rispetto all'offerta che mi faceva il consorzio spendevo un terzo e questa guerra, pur di dimostrare la nostra capacità, seppure sono convinto che i consorzi è la cosa ideale quando funzionano, mi ha portato a spingere così tanto la raccolta differenziata, a così a coinvolgere la cittadinanza, così a crederci, che mi ha consentito di arrivare al 90% facendo di tutto e di più. Noi ricicliamo tutto, dagli oli esausti alle lampadine, di tutto e di più, e soprattutto ricavandone almeno il 35% dell'intero costo. Poi ci siamo lanciati iniziative come quella dell'acqua. Noi, indipendentemente da ciò che era il referendum, già avevamo fatto un consorzio 84 paesi della Cilento e del Vallo di Diano per aver reso pubblica la risorsa acqua, quindi con le depurazioni, nuove tecnologie, ed è stato anche un momento non soltanto diciamo, per esportare questa nostra buona pratica, che è una cosa semplicissima, per farci pubblicità, ma per essere anche fonte di attrazione di alcune iniziative che oggi mi propongono e che io alla fine accetto ben volentieri, facendo conoscere il nome di Atena Lucana, diciamo in Italia, altrimenti oggi a Vicenza era un po' difficile che si conoscesse Atena Lucana. À Paris, donc effectivement la ville de Paris a décidé de prendre en main. Stanno sviluppando una politica a lungo termine, a lungo raggio
per raggiungere uno sviluppo sostenibile, lavorando massicciamente sull'edificato del patrimonio parigino, sull'illuminazione pubblica, tentando per raggiungere l'eliminazione del 30% dei gas ad effetto serra entro il 2020 comunque, ma mi pare anche avete già una progettazione per il 2050, mi pare. L'idée c'était de voir comment on pouvait faire pour imaginer le Paris de 2050, celui où il y aurait eu du réchauffement climatique. Quindi Marianne Gulsch dice appunto su questa Parigi sognato da questi artisti e architetti per il 2050, con il bagno possibile nella Senna, poiché tiene conto anche del cambiamento climatico, tra l'altro, quindi di un clima temperato francese che poi sta andando verso una piccola tropicalizzazione, quindi una Senna che diventa un fiume nel quale nel centro di Parigi si fa il bagno, dove si possono immaginare dei mercati galleggianti e dove addirittura si può immaginare il périphérique, il grande raccordo anulare attorno a Parigi che separa la città, il cuore della città dalla Maulieu praticamente, che diventa un grande luogo di passeggiate, addirittura un grande spazio verde dove è soltanto un tram, mi pare, quello è stato descritto, si trova soltanto un tram dove i bambini giocano tranquillamente a calcio. Se parliamo del settore energetico non possiamo non citare il teleriscaldamento. Ecco, sul teleriscaldamento c'è stato assieme a IM uno sviluppo abbastanza consistente, particolarmente in due zone, nella zona di Viale Ferrarin, diciamo zona piscine, e poi nella nuova zona che sorgerà nell'isola, diciamo, del Borgo Berga, fra i due fiumi, fra Frumeretrone e Bacchiglione, dove abbiamo il nuovo tribunale che verrà alimentato dal teleriscaldamento, e non solo, e anche tutti gli edifici che verranno costruiti in quel contesto. Siccome il teleriscaldamento non arriva in centro storico, abbiamo invece con la provincia, in questo caso che ci ha dato la mano, pensato di, con le sonde geotermiche, riscaldare la Basilica Palladiana. Ecco, questo simbolo mondiale di Vicenza sarà riscaldato attraverso il risparmio energetico. Poi altri interventi che abbiamo fatto, sempre con AIM, 22 scuole in un colpo solo sono state dotate di impianto fotovoltaico, e quindi diciamo che il 30% delle nostre scuole oggi è alimentato in questo modo. Nel settore della mobilità, le piste ciclabili, ne abbiamo fatte in Viale Ferrarin, ne abbiamo fatte in strada di Longhera, ne abbiamo fatte in via Sant'Antonino, completamente realizzata la strada. L'anno prossimo avremo la nuova pista ciclabile di collegamento di questo luogo, di questo Parco Retrone, con il centro storico di Vicenza attraverso Strada di Gogna. I lavori partiranno il 4 di luglio e la prossima settimana inizieremo a fare il tracciamento. Poi un'altra pista ciclabile molto importante, molto sentita dalla popolazione, è quella che collega la zona di Anconetta con la zona di Ospedaletto. È impossibile giungere da Ospedaletto a Anconetta in bicicletta, altrimenti si viene arrotati ed è un pericolo veramente incredibile, quindi di fatto Ospedaletto è una zona isolata e in questo modo la colleghiamo ad Anconetta, che è una zona limitrofa, ma anche al contesto urbano più generale. Di citare ad esempio tutto il piano di risanamento delle acque portato avanti assieme ad Acque Vicentine, che ha permesso di dotare la città di impianti di fognature per 6.000 utenze equivalenti. Nuove linee, nuovi condotti su Viale Fusinato, uno in particolare Strada della Paglia, ma questo servirà anche per i comuni contermini, perché abbiamo un depuratore a Vicenza che non serve solo alla città, ma serve all'incirca 200.000 persone equivalenti, quindi un doppio di quello che è la città, quindi serve anche ai comuni contermini. Chiudo con un settore interessante, quello degli alberi. Anche gli alberi erano uno degli obiettivi che la Giunta Variati si era data all'inizio del suo mandato, di piantiamo 10.000 alberi. Ecco, siamo arrivati a circa 7.000. La sensibilità sta crescendo, la scelta che è stata fatta dai cittadini pochi giorni fa
dicendo no al nucleare, sì all'acqua pubblica, ci dà il segnale di dove dobbiamo andare e noi seguiremo questa strada. La Giunta Variati in questo senso si è sempre dichiarata e questo è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, cioè un obiettivo a fine mandato per una città più sostenibile che tenga conto di tutte queste problematiche e che realizzi concretamente sul territorio delle iniziative che rimangano poi nel tempo a significare anche questo nostro passaggio.